Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale Marietto Veneziano. Bene, oggi abbiamo qui le nostre sibille che ci vogliono dire il tema o esprimere o diciamo solleticare un attimino per la domanda la gente mormora, perché sapete che la gente mormora gelosa e quindi le spara grosse, quindi bisogna sempre stare attenti un po' a cosa dicono, non tanto perché hanno ragione, ma perché la gente pettegolezza sempre, magari vuol mettere il bastone fra le ruote. E qui vediamo con tre bei mazzetti le nostre sibille interattive cosa ci dicono se la gente mormora, se ha ragione o meno. Quindi vediamo, facciamo una bella mischiatina con le nostre sibilline e vediamo cosa ci consigliano oggi, se dare ascolto alla gente mormorosa oppure andare dritti per la nostra strada. Vediamo che consigli ci danno anche oggi le nostre sibille chiacchierine. Quindi facciamo tre bei mazzetti: 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Bene, cari amici, sapete che il vostro Marietto Veneziano fa sempre tre bei mazzettini. Mazzettino numero 1, mazzettino numero 2, mazzettino numero 3, al tema, come avete visto dalla mascherina, la gente mormora, perché sapete che alla gente gli piace mormorare, non a tutti ma a molti, quindi scegliete o il mazzetto numero 1 o il mazzetto numero 2 o il mazzetto numero 3 al tema la gente mormora. Concentratevi, sedete tranquillamente davanti al vostro monitor, davanti al vostro cellulare. Se volete stare più tranquilli potete anche fermare il video, pensate intensamente al vostro mazzetto 1, 2 o 3. Bene cari amici, iniziamo col mazzetto numero 1, spostiamo i mazzetti numero 2 e numero 3 e vediamo un po' cosa ci dicono alla domanda la gente mormora. Sospiri, amore, omaggi preziosi, giovane fanciulla e la matrice. Vediamo ancora, sospiri, amore, omaggi preziosi, giovane fanciulla e la matrice. Quindi vediamo che questa gente qui può mormorare quello che vuole, ma anche se ci lascia un po' con sospiri, noi abbiamo l'amore, omaggio prezioso, quindi questa persona qui o questo progetto, insomma questa cosa che voi state pensando, non dovete farvi influenzare dalla gente che mormora, perché avete, anche se voi chiaramente siete in sospiro, avete l'amore, l'omaggio prezioso, la giovane fanciulla che è sempre un attimino volubile, però avete la matrice che è sempre ferma e sta aspettando. Ma con l'amore di seconda battuta e omaggi preziosi voi andate sul sicuro. Lasciate pure tranquillamente che la gente mormora, ma avete l'amore e omaggi preziosi e la matrice della vostra parte. Chiaramente se la gente mormora siete in sospiro, siete un po' giovane fanciulla così traballante alcune volte, però la matrice e l'amore parlano chiaro. Lasciate mormorare la gente. Bene, nel primo mazzetto della stesa delle sibille diciamo che la gente può mormorare quanto vuole, ma abbiamo l'amore e omaggio preziosi dal nostro. Vediamo il mazzetto numero 2. Imeneo, il domestico, donna di servizio, allegria e gran consolazione. Mi sa che la gente che mormora con questo mazzetto ha poco da fare, perché Imeneo, grande beneficio, grande promessa, il massimo che si può pretendere dalle sibille. Domestico si sa che è una persona di fiducia, giovane, sempre servizievole, che è dalla nostra parte, anche se noi lo paghiamo, ma è sempre una persona dalla nostra parte. Donna di servizio praticamente è la stessa cosa del domestico, ma più affabile, allegria, e siamo a cavallo, e poi gran consolazione, soddisfazione finale. Quindi se noi apriamo come Imeneo e gran consolazione, cari amici, la gente può mormorare quello che vuole, ma noi saremo sempre in allegria e avremo un domestico che ci darà sempre la mano. Quindi anche il secondo mazzetto la gente può mormorare, e lasciatela mormorare, che gli fa bene un po' i polmoni, ma non vi intaccherà nel vostro progetto, quello che esso sia. Quindi numero 1, numero 2 molto positivi, e vediamo cosa ci dice nel mazzetto numero 3. Vediamo il mazzetto delle stese numero 3, piacere,
malinconia, la riunione, la speranza e la gelosia. Qui la gente che mormora in fondo qualcosina dice, perché siamo un po' dispiaciuti, abbiamo un po' di malinconia per la felicità perduta, però attenzione che c'è la riunione, quindi dopo la salita incominciamo a vedere con la riunione un po' di discesa e un po' di speranza. Quindi, cari amici, è vero che abbiamo dispiacere e malinconia alla partenza e la gente magari su questo punto di vista potrebbe mormorare nella giusta direzione, però la nostra riunione, la nostra speranza fa in modo che questa cosa qui venga un attimino un po' calmata, anche se poi la gente che mormora è gelosa, quindi vedete che cercherà di farci male in tutti i modi. Noi saremo un attimino in apprensione per il fatto che la gente mormora, ma tranquilli, avrete una riunione e speranza di questa cosa che voi state costruendo. E attenzione alle persone che mormorano e sono gelose. Quindi diciamo che nella terza stesa la situazione è leggermente più in salita, ma noi siamo positivi per la riunione. La riunione è la speranza poi sapete che non muore mai, e quindi se avessimo una figlia la chiameremo Speranza. Quindi sappiamo che, cari amici, nel terzo mazzetto la gente mormora e non ha tutti i torti, sebbene con la riunione e la speranza noi ci possiamo salvare. Quindi sì, diciamo che nel terzo mazzetto la gente che mormora non ha quasi tutti i torti, però la riunione e la speranza arrivano nella nostra salvezza. Bene, cari amici, rifacciamo un riepilogo molto veloce. Diciamo che nel primo mazzetto e nel secondo mazzetto la gente può mormorare quello che vuole, ma non funzionerà niente, siamo sulla strada giusta. Nel terzo mazzetto invece vediamo che la situazione è nettamente più complicata, ma noi abbiamo la riunione e la speranza dalla nostra parte. E attenzione alla gente gelosa che mormora, bisogna sempre stare un po' in campana nel terzo mazzetto. Bene, cari amici, anche per oggi le Sibille ci hanno voluto raccontare e dire qualcosa in nostro aiuto. Il vostro Marietto Veneziano vi chiede, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale di Legato del Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei gruppi di Facebook e di Telegram, e detto questo fate pure un like di sostegno per tirare sul canale, e detto questo, cari amici, vi invito alla prossima pillola. Grazie e ciao, alla prossima.